Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Tragica scia di sangue sulle strade. Nel pomeriggio una donna è morta nel Catanzarese, stamattina un 73enne arrende, in 3 giorni 5 le vittime di incidenti stradali in Calabria. Situazione difficile stamattina nella centrale operativa del 118 a Cosenza, un guasto ha mandato in tilt tutto il sistema che gestisce la richiesta di pronto intervento, attivato servizio di telefoni bianchi. L'ANAS sperimenta in Calabria la Smart Road, l'autostrada intelligente che entro la fine del 2018 partirà da Mormanno. Tragedia sfiorata a Tropea, un masso si è staccato da un costone finendo sulla strada provinciale. L'ex segretario regionale del PD, Magorno, guida a Nuovo Campo Calabria. I renziani organizzano la riscossa. Dopo il risultato elettorale di marzo si punta sul civismo e si guarda oltre il partito. Il Rende si aggiudica il derby a Cosenza, punti salvezza per Catanzaro e Reggina. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, lo avete sentito anche dai nostri titoli, ci sono stati diversi incidenti stradali in Calabria. Nel pomeriggio una donna è morta nel Catanzarese, stamattina invece a perdere la vita un 73enne a Rende, ma nel weekend è stata davvero una lunga e drammatica scia di sangue in tutta la regione. Vediamo. Sulle strade calabresi una lunga scia di sangue, l'ultimo incidente in ordine di tempo all'ora di pranzo sulla statale 280 a Maida nel Catanzarese, a perdere la vita una 70enne che viaggiava a bordo di una Fiat 600 che per cause in corso d'accertamento si è ribaltata. La donna è morta, il marito che viaggiava con lei è rimasto ferito ed è stato trasportato al Pugliese Ciaccio di Catanzaro. È il quinto incidente stradale mortale di un weekend listato a lutto per molte famiglie. Sabato a Mantea si è sbagliata con la tragica notizia di un 28enne investito da un furgone nella notte sulla statale 18 Tirrenica. A Serra San Bruno l'ultimo giro in moto sabato sera per un 46enne residente a Gioia Tauro, l'incidente in località Croce Ferrata. Domenica pomeriggio il fato ha atteso un 39enne di Carfizzi sulla statale 106 all'altezza di Strongoli. Per cause in corso d'accertamento, la moto su cui viaggiava è finita fuori strada. Il 39enne è deceduto poco dopo il ricovero all'ospedale di Crotone. Stamattina lo scontro tra 2 auto a Rende nel tratto che collega Santa Rosa alla zona industriale di Contrada Lecco. Un 73enne non ce l'ha fatta. L'uomo, Antonio Panza di Castiglione Cosentino, si trovava in macchina insieme al fratello che è rimasto ferito. Il 73enne è morto subito dopo l'arrivo all'Annunziata di Cosenza. Gli occupanti dell'altra auto, padre e figlio di 12 anni, sono rimasti contusi. 5 morti in 3 giorni, il bilancio drammatico di strade insicure. Blackout alla centrale operativa del 118 a Cosenza per un guasto che ha mandato in tilt tutto il sistema che gestisce la richiesta di pronto intervento. È stata una situazione difficile da gestire, è stato attivato un servizio sostitutivo, il cosiddetto servizio telefoni bianchi. Sentiamo. È stato riparato nel primo pomeriggio il guasto che ha causato un blackout delle linee telefoniche alla centrale operativa del 118 di Cosenza. Si tratta delle linee dedicate alla ricezione delle chiamate di soccorso e all'invio delle ambulanze. È stata una mattinata davvero difficile. Immediatamente è stato attivato il protocollo relativo ai blackout. Ma come è stata gestita l'emergenza? Stamattina avevamo già gestito un paio di soccorsi volto codice rosso con l'elicottero, eccetera. Intorno alle ore 10:30, 10:28 le sofisticate linee telefoniche sono crollate, quindi ci siamo trovati a dover attivare immediatamente il protocollo quando c'è il blackout delle linee telefoniche, che prevede prima di attivare subito la prefettura, il direttore generale, il direttore amministrativo,
tutte le postazioni del 118 via telefonino, le centrali vicine, quindi la centrale di Catanzaro, Calabria e Basilicata Soccorso e la centrale di Crotone, che sono quelle contigue, per vedere se c'è la possibilità di vicariare i soccorsi. Abbiamo dato ovviamente l'informazione ai carabinieri, ai vigili del fuoco, alla polizia, quindi quando succede un evento tipo un soccorso il cittadino deve chiamare i carabinieri o la polizia o i vigili del fuoco, e loro passano sui numeri che gli abbiamo, questi numeri bianchi che gli abbiamo dato, il soccorso, e da lì noi, sempre tramite telefonini, riusciamo a contattare le nostre postazioni o l'elicottero e attivarlo in questo modo. Purtroppo è un evento che non doveva accadere, è accaduto, e vedremo poi successivamente le motivazioni tecniche. Come dicevamo, il guasto è stato riparato e la situazione è tornata alla normalità. Torniamo ad occuparci della 2 del Mediterraneo. Alcuni cantieri, lo ribadiamo, chiuderanno per il 25 aprile, altri invece bisognerà aspettare ancora un po'. Intanto però l'ANAS sperimenta in Calabria la Smart Road, l'autostrada intelligente. Sentiamo. Restringimenti di carreggiata, lavori in corso, salti di corsia. I problemi sulla A2 del Mediterraneo non mancano, anche se, assicura l'ANAS, alcuni cantieri dovrebbero chiudere entro il 25 aprile, altri entro la fine di maggio. Quello qui vicino Cosenza, quello delle gallerie, sarà molto probabilmente chiuso entro il 25 e quindi uno scambio di carreggiata verrà eliminato. Quello che abbiamo maggiori difficoltà a chiudere è proprio quello vicino allo Stupino, dove c'è un'altra area in frana su cui stiamo intervenendo, e quindi i lavori sono un po' più lunghi come tempi. Manca poco dunque, ma intanto per gli automobilisti percorrere alcuni tratti della vecchia Salerno-Reggio Calabria non è per nulla semplice. Ad esempio nel tratto dalla Mezzi a Cosenza ci sono ben 6 deviazioni con 2 lunghissimi tratti a doppio senso di marcia, ma l'ANAS assicura che per la A2 si continua a lavorare e presto sarà attuato il programma Smart Road. Questo è un altro progetto che finalmente diventa concreto. Uno dei primi cantieri partirà proprio qui in Calabria, nella provincia di Cosenza, partirà appunto il cantiere da Morano fino a Falerna, ed è una nostra sfida, trasformare l'idea di una autostrada vecchia, vituperata, additata come esempio negativo, in un'autostrada moderna, un'autostrada che dialoga con l'utente, dialoga con la vettura, un'autostrada moderna dove poter trovare delle oasi verdi, dove ricaricare le batterie della propria auto elettrica, porre le basi per una sperimentazione anche della guida autonoma. Siamo alla politica. L'ex segretario regionale del Partito Democratico Ernesto Magorno guida Nuovo Campo Calabria. I renziani organizzano la riscossa dopo il risultato elettorale di marzo. Si punta sul civismo e si guarda oltre il partito. Sentiamo. Il progetto politico nasce all'interno del PD, si chiama Nuovo Campo Calabria, già un appuntamento fissato nella nostra regione per il 28 aprile. Il nuovo spazio di elaborazione politica si richiama Matteo Renzi, trova in Ernesto Magorno, ex segretario del Partito Democratico e neosenatore, il punto di riferimento. È stato chiarito, lo dico anch'io, che non è una nuova corrente, non è nemmeno il tentativo di costruire un nuovo partito. Certo è che il Partito Democratico, dopo il tracollo che ha avuto in quest'ultima tornata elettorale, ha la necessità di andare a trovare chi lo ha abbandonato. È il modo per aprire una discussione ampia, anche fuori dal Partito Democratico. Io credo che quella del 28 non è la ripetizione dell'Assemblea regionale del nostro partito o di un organismo del nostro partito, ma è il tentativo di dare voce a tanta gente che non l'ha o alla quale non gli è stato consentito di averla nel partito. Ci si prepara alle prossime regionali? È chiaro che dobbiamo guardare nella prospettiva delle scadenze che ci aspettano, ma se noi nel percorso che facciamo ci facciamo travolgere dall'ansia dei prossimi appuntamenti elettorali, rischiamo di non andare da nessuna parte. Il punto vero è riuscire ad intercettare tutte quelle
diciamo, quelle parti della società calabrese e italiana che in questo momento non hanno capito più il Partito Democratico. Ci spostiamo nel Vibonese, esattamente a Tropea, dove si è sfiorata la tragedia. Un masso si è staccato da un costone finendo sulla strada provinciale. Vediamo. La condizione delle strade nella provincia di Vibo Valentia rimane una delle emergenze di maggiore problematicità, senza che finora siano stati presi provvedimenti concreti per farne fronte. Non è solo una questione di mancata manutenzione del fondo stradale, che in alcuni tratti somiglia a territori colpiti da bombardamenti, ma delle più generali condizioni di manutenzione ordinaria che garantiscono quei livelli di sicurezza che oggi appaiono messi a repentaglio con continue situazioni di particolare rischio. Un esempio diretto è quanto è accaduto lungo la provinciale 72 nel comune di Tropea, dove all'improvviso un masso di oltre 1 metro cubo di dimensione si è staccato da una scarpata finendo sul percorso stradale. Il masso, dopo aver attraversato la sede asfaltata e divelto il guardrail, ha arrestato la sua corsa su una piazzola di calcestruzzo su cui era posizionato un serbatoio dell'acqua a servizio di un'abitazione. Il tutto accadeva mentre, per una fortunata coincidenza, in quel momento sulla strada non transitava nessuno. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia, che hanno subito messo in sicurezza l'area, ma soprattutto hanno opportunamente provveduto ad un accurato sopralluogo lungo la scarpata. Un'azione di controllo che si è dimostrata importantissima, considerato che sono stati trovati altri massi pericolanti, per cui gli stessi vigili del fuoco hanno articolato il loro intervento, provvedendo anche alla rimozione di queste potenziali fonti di ulteriore rischio. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. È ricoverato all'ospedale pugliese Ciaccio di Catanzaro il bambino di 2 anni investito da un'auto a Coringa. Il piccolo stava giocando nel piazzale antistante la sua abitazione quando un'auto lo ha investito mentre faceva retromarcia. Le condizioni del bimbo sono gravi. Minacce alla moglie dalla quale si sta separando, arrestato dai carabinieri di Renne un 59enne per stalking. I militari hanno notificato all'uomo l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Cosenza. Il 59enne ha perseguitato la moglie con una serie di telefonate e messaggi. Concessi all'uomo i domiciliari. Sulle pareti esterne del Tribunale di Cosenza e su quelle dei palazzi vicini sono stati affissi nella notte alcuni volantini contro avvocati e pentiti coinvolti nel processo Apocalisse. La scoperta è stata fatta questa mattina dalle guardie giurate del Tribunale Bruzio, che hanno avvertito le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani, che hanno rimosso e sequestrato il materiale su cui si faceva riferimento a legali barboni e in cui si parlava dell'inattendibilità dei pentiti. 3 tifosi del Cosenza sono stati denunciati per danneggiamento e raggiunti da un provvedimento di Daspo emesso dal questore di Catanzaro in seguito a quanto accaduto al termine del derby Catanzaro-Cosenza del 19 novembre scorso. Nella circostanza un gruppo di tifosi cosentini ha preso a calci un cancello per arrivare al contatto con i tifosi avversari. Le indagini hanno portato all'identificazione degli autori del gesto. Arrende adesso perché i vigili del fuoco avrebbero bisogno di una sede temporanea, mentre i cittadini rischiano in questo momento di avere dei soccorsi in ritardo. Impensabile, dice Bonaventura Ferri della GUIL, togliere il presidio alle porte dell'estate. Per capire meglio di che cosa si tratta noi abbiamo sentito proprio il sindacalista della GUIL. Vediamo. Bonaventura Ferri della GUIL, c'è una nuova denuncia, Rende rischia di perdere il presidio dei vigili del fuoco, che succede? Purtroppo sì, è un fatto semplice, però senza la giusta attenzione si trasforma in un problema. La caserma dei Vigili del Fuoco di Rende deve essere chiusa per ristrutturazione, il che vorrà dire che per molti mesi, con il rischio di, come si sa in Italia come vanno queste cose, Rende perderà la squadra di soccorso, sarà spostata a Cosenza, quindi si ritarderanno i soccorsi ai cittadini di Rende e del comprensorio per tutto il tempo necessario a percorrere dalla caserma l'uscita della città e la distanza con Rende e gli altri comuni. Basterebbe trovare una sede temporanea provvisoria, ci sono tanti immobili comunali lasciati lì, anzi molti sono anche abbandonati, è un peccato. Basterebbe un attimo di attenzione e trovare una sede temporanea, e in vista dell'estate Rende avrebbe il soccorso ai cittadini in tempi istantanei e rapidi come prima.
In vista dell'estate, diceva lei, quando l'emergenza sarà sicuramente più viva, più forte, più sentita, questo è un appello anche agli amministratori? Assolutamente sì, un appello al sindaco di Rende e ai sindaci dei comuni vicini, perché è una cosa molto importante. Con un attimo di attenzione magari ci sono immobili comunali utili a questo scopo e anche disponibili e potranno servire a evitare questo grave disservizio e poco, questa grave disgrazia ai cittadini, perché i primi minuti di un incidente, un incendio, un intervento sono fondamentali. Arrivare 10 minuti dopo, 15 minuti dopo fa davvero la differenza, sia per salvare vite che beni immobili, case e quant'altro. Ci spostiamo a Polistena per la lotta ai siti ambientali inquinati, un'assemblea del Consiglio Comunale. Vediamo. Si è svolto a Polistena, nella centralissima piazza della Repubblica, il consueto rapporto alla città che il sindaco Michele Tripodi, da qualche anno a questa parte, riserva ai suoi cittadini su determinate problematiche che riguardano la comunità. Un'assemblea popolare questa volta dedicata a un tema delicatissimo: i siti ambientali inquinati da rifiuti tossici, inquinamento ambientale ma anche sociale, perché in molti casi dietro il grande affare dello smaltimento illecito di materiali altamente inquinanti c'è la criminalità organizzata che specula e lucra sulla pelle dei cittadini delle tante comunità calabresi e della Piana. A Polistena già da qualche anno ne è stato individuato uno proprio nei pressi del torrente Vacale, corso d'acqua che attraversa la cittadina. Ora per il primo cittadino è arrivato il momento di bonificare l'area. Da Polistena è partita dunque una nuova battaglia a difesa dell'ambiente e del diritto alla qualità della vita della popolazione. La battaglia ambientale è anche una battaglia per il diritto alla salute, anche per scoprire quali sono le fonti che determinano quest'alta incidenza anche di patologie tumorali che c'è nella Piana di Gioia Tauro. Ci siamo subito attivati per capire se sul nostro territorio ci possono essere questi siti ad alta contaminazione. Parte ancora una volta da Polistena un'opportunità di unire le forze per cercare di dichiarare guerra a chi in tutto questo passato ha utilizzato i nostri territori come delle discariche a cielo aperto, buttando di tutto e facendo ammalare le persone. A Cosenza l'assemblea annuale dei soci della BCC Mediocrati si è svolta quest'anno nel museo multimediale della città dei Abruzzi in piazza Bilotti, rieletto il presidente Nicola Paldino. Vediamo. È stato rieletto per acclamazione Nicola Paldino, presidente della Banca di Credito Cooperativo Mediocrati. Ieri si è tenuta l'assemblea annuale dei soci nel Museo Multimediale di Cosenza, che ha approvato il bilancio 2017 con un utile netto superiore ad 1 milione di euro e riconfermato la fiducia al Consiglio di amministrazione uscente. La BCC Mediocrati è oggi la principale banca locale calabrese, con 19 filiali, 140 dipendenti, circa 5.700 soci e una raccolta complessiva pari a 537 milioni di euro e impieghi netti per 313 milioni. La BCC Mediocrati ha aderito al gruppo bancario ICREA, ma resta fedele ai principi e ai valori delle mutualità e del localismo. ICREA ha coniato il claim la prima banca locale del paese, Mediocrati c'è, abbiamo fatto anche uno spot insieme dicendo ICREA e Mediocrati, la prima banca locale d'Italia. L'economia calabrese dà segni di ripresa, assecondiamo questa ripresa sperando che serva questo aiuto di una banca locale. E serve sicuramente. Novità nel Consiglio di amministrazione, nel quale la percentuale di presenza femminile passa dal 27 al 36% e l'età media scende da 54 a 49 anni. Con più presenza femminile, con più professionalità attinenti proprio alle materie bancarie, quindi più professionalizzato. Gli aggiornamenti della normativa richiedono ragazzi perché possano approfondire meglio la valanga di normative che ci sono. Segno di cambiamento importante per fare sempre bene. La banca è sana, il patrimonio è adeguato, accettiamo le sfide che ci riserva il futuro. Nell'occasione dell'assemblea consegnati premi ai soci promotori e alle migliori filiali e anche la Melagrana d'Argento 2018, premio attribuito a chi opera per lo sviluppo del territorio, consegnata a Vittorio Giuliani, noto imprenditore e nipote di Vincenzo Giuliani, primo presidente della banca nel 1906.
Restiamo a Cosenza, si chiama Cosenza Cultura, il portale internet che veicolerà importanti informazioni sulla città dei Bruzzi ed è stato presentato proprio questa mattina, vediamo. Va avanti a grandi passi il progetto Cosenza Cultura, nato dall'idea del vice sindaco e assessore alla cultura Iole Santelli, che racconta la vivacità, il dinamismo e le diverse offerte culturali della città abruzia. L'ultima iniziativa è la realizzazione del sito Cosenza Cultura. È uno strumento innanzitutto nuovo, un servizio che noi non avevamo, che presenta tutta la parte cultura della città, tanto per la città quanto per chi vuol venire a Cosenza dalla regione, perché ci sono tutti gli eventi eccetera, o anche da fuori. In questo nuovo sito vengono presentati sia tutti gli eventi sia tutti quelli che sono i luoghi della cultura. Immaginiamo una compagnia che decide di venire al Teatro Rendano, al di là della interlocuzione diretta col teatro, entra in questo sito, trova tutte quelle che sono anche le caratteristiche tecniche del Rendano, oltre che la sua storia, quando è largo il palco, quando la gente ci può entrare, cioè tutto uno strumento che quindi favorisce anche in termini di scambio tutte le possibilità di lavoro, oltre ovviamente a pubblicizzare tutto quello che accade nella vita culturale della città. Quindi è uno strumento che ci serve come proseguimento da un lato del calendario cultura, dall'altro quello di creare quindi la rete in città per costruire insieme la cultura partecipata e per parteciparla poi all'esterno di Cosenza. Il sito Cosenza Cultura è stato presentato alla stampa e a tutti gli operatori culturali che si riconoscono nel progetto e che quotidianamente sono impegnati ad affermare la vocazione culturale della città. E come ogni lunedì l'ampia pagina sportiva, Gianluca Pasqua. Prendi tutti i pregi del Rende, mettili insieme ai difetti del Cosenza, mescola per 90 minuti e otterrai un largo successo dei biancorossi al Marulla, che consente alla squadra di Trocini il sorpasso sui rossoblù in classifica e di blindare un posto nei play-off a 180 minuti dal termine della stagione. La voglia di vincere ha giocato un brutto scherzo a Piero Braglia. Tra il cambio modulo e l'inserimento di un elemento più offensivo nel consolidato 3-5-2, il tecnico toscano ha scelto la seconda opzione, affidando a Okereke la fascia, quella del Prato, di Angelo Corsi. Un Cosenza spavaldo che ha mancato il vantaggio proprio con il nigeriano, impreciso a pochi passi alla porta di De Brasi, e al quarto d'ora ha incassato la rete di Actis Goretta, bravo a battere Saracco, messo alle corde dalla conclusione a botta sicura di Rossini nel mezzo di una difesa raramente così sbadata. Andare sotto con il Rende? Pessima idea, con i biancorossi abilissimi a chiudersi e a chiudere ogni spazio, lasciando a De Brasi il compito di riparare alle inevitabili sbavature durante il prevedibile assalto rossoblù. Prevedibile come l'altro acuto degli ospiti, una palla sporca diventata velenosa, anzi letale, con il tocco ravvicinato di Viteritti e il gol dello 0-2. Una salita sempre più ripida per i padroni di casa, nonostante i cambi e speranze di rimonta sempre più risicate con il passare del tempo. Una giornata storta per i rossoblù, da incorniciare per la squadra di Trocini che trova la terza rete con Gigliotti, scaltro nell'approfittare di un'incertezza di Saracco, si mette alle spalle l'ingenerosa contestazione la domenica precedente e provoca quella del Marulla, diventato da qualche mese tabù per il Cosenza. L'errore è mio, perché ho provato a vincerla e questa squadra qui deve sempre stare in campo ordinata. Come hanno fatto loro dovevamo fare noi, come avevamo fatto all'andata. Noi siamo stati bravi in determinate cose, siamo stati fortunati anche, probabilmente Cosenza non ha fatto la migliore partita della stagione, una serie di cose tutte insieme che ha fatto venire fuori questo tipo di gara e questo risultato. Vale la matematica salvezza e il pareggio conquistato dal Catanzaro al qualificato di Fondi. La rete di Spighi, reattivo su un traversone dalla sinistra, sblocca il risultato. La magistrale punizione di Addesti nella ripresa lo rimette in equilibrio ma non cambia la sostanza. Funziona anche con l'Acragas il tandem Sparacello-Sciamanna e una bella giocata del duo di attaccanti a portare in vantaggio la regina a Granillo. Una bella combinazione tra Tulissi e Provenzano porta al raddoppio la squadra di Maurizi che chiude il campionato raggiungendo l'obiettivo. Ed è davvero tutto, ci fermiamo qui, anzi prima vediamo le previsioni del tempo, poi ci salutiamo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Anticiclone in rinforzo sulla nostra regione. Si esaurisce quindi l'instabilità che negli ultimi giorni ha segnato le ore pomeridiane su alcune aree del nostro territorio.
Ma passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani generalmente sereno poco nuvoloso al mattino, nubi a sviluppo cumuliforme nelle ore centrali della giornata su Pollino e Sila, dove non si escludono brevi piogge, temperatura stazionaria. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani venti deboli nord-occidentali sul Tirreno con mare poco mosso, venti meridionali sullo Ionio con mare poco mosso, il settore centro-meridionale, calmo il golfo di Corigliano. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per oggi è tutto, grazie per la cortese attenzione. Appuntamento a domani. Grazie per essere stati con noi, grazie in regia Michele Cava e messo in onda Giuseppe Costanzo, vi auguriamo un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.